C'è un Veneto che fa scuola in tema di energie, economie e bellezza per la vita, come recita il titolo del 14° bando Innovazione Amica dell'Ambiente, promosso da Lega Ambiente. Sono ben 3 infatti le realtà venete che si sono aggiudicate un riconoscimento all'interno di questo premio nazionale ambientalista. Tra circa 140 candidati, in particolare il comune di Roncade e la Montebellunese Energica sono rientrati nell'elenco dei 7 premiati da Lega Ambiente, mentre la vicentina Freddo Co. si è aggiudicata una menzione speciale. 3 eccellenze green riconosciute da un'iniziativa che premia le innovazioni ad impatto ambientale e sociale. Dal 2000 in poi la giocata vera per uscire dalla crisi, per riuscire ad avere una speranza di futuro, per vivere meglio, è cambiare. E cambiare vuol dire innovare, abbinare innovazione tecnologica e innovazione sociale. E tutti gli anni noi premiamo delle realizzazioni, cioè delle cose che da domani mattina, tra poche settimane, tra pochi mesi, si possono comprare e usare nella propria vita per dimostrare che è possibile vivere meglio e sostenibili. Giovanissima azienda trevigiana Energica si è aggiudicata il premio grazie a Prometea, pannello fotovoltaico flessibile che oltre ad abbassare i costi dell'energia è rispettoso dell'estetica degli edifici ed è al 100% ecologico. È più produttivo, più ecologico, perché è l'unico pannello al mondo che ha la certificazione ROS e quindi non contiene né cadmio né piombo, parlo di pannelli flessibili, è il più leggero in assoluto, è quello più facilmente integrabile nell'edilizia e tra l'altro che si presta a delle applicazioni molto innovative come le discariche oppure anche per applicazioni sulle autostrade. A parità di potenza installata il nostro pannello ha la capacità di produrre il 20% in più e soprattutto non ha bisogno di essere orientato in modo particolare verso il sole, ma lavora sia se lo mettiamo ad est, ad ovest, assolutamente piatto, senza perdite significative. Un prodotto innovativo nato dal lavoro di gruppo avviato da Energica insieme ad altre realtà aderenti al consorzio Prometea, rete di imprese provenienti dai più diversi settori che attraverso la ricerca tecnologica sviluppano idee innovative e tutte le loro possibili applicazioni. Il premio che oggi ha avuto l'Energica e di riscontro quindi anche il consorzio premia la valenza di questa idea, cioè l'associazione Fare Imprese dà modo di avere intanto supporto anche finanziario, credibilità delle istituzioni bancarie, delle istituzioni pubbliche e quindi questa nuova idea di sviluppo consortile ci sta dando enormi soddisfazioni. Menzione speciale invece per Freddo Company, azienda di Pianezza attiva nel campo della refrigerazione, che ha sviluppato New Cold, sistema in grado di abbattere i consumi energetici dei frigoriferi industriali. Non tutti sanno che nel mondo l'8% della corrente elettrica è consumata per gli impianti frigoriferi e impianti di refrigerazione. L'innovazione si rivolge a impianti frigoriferi industriali principalmente e posso dire con certezza che le nostre installazioni hanno fatto modo di risparmiare da un 10 a un 30 punti percentuali di corrente elettrica a queste aziende. Il sistema New Cold è stato riconosciuto comunque da GSE e Enea come sistema innovativo e quindi ammissibile al meccanismo di certificati bianchi. Questo vuol dire comunque un sistema di incentivazione nei confronti delle aziende target. Oltre al saving direttamente in bolletta, il sistema garantisce all'azienda un ulteriore incentivo economico legato a un finanziamento di tipo statale. Innovazioni green che saranno ora ambasciatrici di Lega Ambiente ad Expo 2015 come esempi di energia per la vita. Noi cerchiamo dei partner a livello globale e quindi l'Expo è veramente per noi la vetrina perfetta per poter andare a cercare questi partner e poi andare a distribuire il prodotto che abbiamo sviluppato praticamente in tutto il mondo.